buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Ancora guerra dell'acqua tra Enna e Caltanissetta che si contendono le risorse idriche dell'Ancipa. Alla tensione sociale di migliaia di cittadini esasperati si aggiunge adesso lo scontro politico tra maggioranza e opposizione, anche in regione. Pericolo salmonella nel Trapanese, 15 i comuni coinvolti, non si può ancora bere l'acqua dai rubinetti. Il caro voli, puntuale per Natale, non danneggia solo i siciliani. Le tariffe alte dei biglietti scoraggiano tanti potenziali turisti. Sant'Agata, segno di speranza e libertà, diverse le novità previste per le celebrazioni della patrona di Catania, edizione 2025. Aperta a Catania la casa che accoglie i padri separati in difficoltà. Potrà ospitare anche i figli. Musica a Sanremo, a rappresentare la Sicilia sarà Marcella Bella, l'artista catanese che ha da poco pubblicato un album dedicato all'Etna. Calcio, il Palermo torna a vincere, scaccia la crisi, al Barbera finisce 2-0 contro lo Spezia. Per i rosanero adesso l'obiettivo è la continuità dei risultati. Serie C, cammino deludente per il Catania, frenato da infortuni e occasioni sprecate. Si punta alla trasferta in casa del fanalino di coda Taranto per il riscatto. Il Messina si rilancia dopo la vittoria con la Turris. Bentrovati, dunque sempre guerra dell'acqua fra Enna e Caltanissetta che si contendono le risorse dell'Ancipa alla tensione sociale di migliaia di cittadini esasperati. Adesso si aggiunge anche lo scontro politico, pure in regione. Rita Cinardi. Tensione alle stelle nel centro Sicilia dove ormai è guerra per l'acqua dopo l'occupazione della diga Ancipa da parte di 1000 cittadini di 5 comuni dell'Ennese Ancipa dipendenti, capitanati dai rispettivi sindaci. Siciliacque ha annunciato di aver sporto denuncia contro i responsabili. Secondo la società, infatti, diversi rappresentanti delle istituzioni avrebbero forzato lo sbarramento delle forze dell'ordine arrecando danni agli impianti. Siciliacque ha denunciato la manomissione da parte dei manifestanti del quadro elettrico e la chiusura della valvola che alimenta l'esercizio dell'acquedotto con l'obiettivo di interrompere il flusso idrico verso i comuni di Caltanissetta e San Cataldo, una denuncia che poteva essere evitata secondo l'avvocato Giampiero Cortese, legale del Comitato Cittadini Senza Acqua di Enna. Si tratta di azioni che vengono svolte da cittadini onestamente esasperati. Probabilmente esistono varie forme di protesta, noi ne faremo una ad Enna venerdì perché anche a noi questo che succede non ci sta bene. Però magari esasperare gli animi non aiuta a trovare delle soluzioni. Ma l'azione dei 1000 cittadini, ormai esasperati da turni insostenibili e terrorizzati dalla prospettiva di rimanere senza acqua, viene condannata da più parti. Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha parlato di guerra tra poveri alimentata da speculatori e da una politica miope e populista. Sale dunque il livello dello scontro politico. Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, ha accusato il deputato regionale del Partito Democratico e componente della giunta di Troina, Fabio Venezia, di usare toni inaccettabili e aver compiuto atti irresponsabili. A sua volta Venezia in questi giorni aveva chiesto invece la rimozione di Salvo Cocina dalla sua carica di coordinatore della cabina di regia regionale per la crisi idrica. E a questo si aggiunge anche il pericolo salmonella nel Trapanese. Sono 15 i comuni coinvolti dove non si può ancora bere l'acqua dai rubinetti. Laura Spanò. Allarme salmonella nel Trapanese fino a nuova disposizione dell'azienda sanitaria provinciale rimane tutto invariato, quindi permangono le disposizioni e i consigli inserite nelle ordinanze dei sindaci e rivolte ai cittadini dei 15 comuni coinvolti. Rimane la disposizione soprattutto a non utilizzare per uso alimentare l'acqua che arriva dalla rete idrica. Del resto la distribuzione nella rete idrica dei 15 comuni non si è mai interrotta dal momento dell'annuncio della presenza del batterio avvenuto giovedì sera dopo una riunione
riunione in prefettura. Da parte sua, Sicilacqua, che gestisce la distribuzione in questi comuni, è in attesa dei risultati dei campionamenti effettuati venerdì e ancora sabato, analisi effettuate nelle acque in uscita dal potabilizzatore di Sambuca. Per il risultato delle analisi ci vogliono 5 giorni, quindi se ne parla mercoledì. Nel frattempo anche l'ASP di Trapani ha effettuato altri campionamenti, in questo caso nella rete idrica urbana dei comuni interessati dal batterio della salmonella. Non è escluso che in questo caso i risultati possano arrivare tra oggi e domani. In ogni caso rimane l'invito alla prudenza nell'utilizzo dell'acqua, soprattutto per le persone con particolari patologie, e questo fino a nuovo ordine. Al momento, per fortuna, ha fatto sapere l'ASP, non si sono registrati casi di salmonellosi. L'origine della contaminazione dell'acqua è stata individuata nella zona dei depuratori della diga Garcia, in territorio di Sambuca di Sicilia, nell'Agrigentino. Puntuale per il Natale arriva il caro voli per raggiungere la nostra regione, che è un problema non soltanto per i siciliani ma anche per il turismo. I prezzi alti dei biglietti infatti scoraggiano tanti potenziali turisti. Marco Gulà. Puntuale come ogni anno. Il mese di dicembre in Sicilia è anche sinonimo di caro voli. Sì, perché nonostante gli interventi del governo regionale, molti siciliani che vorranno tornare nell'isola in occasione delle festività natalizie dovranno pagare un conto salato, ovvero il biglietto aereo. Tutto ciò rappresenta anche un danno per il turismo. Molti possibili visitatori potrebbero cambiare itinerario per avere un prezzo più vantaggioso e preferire quindi altre mete. Una volta costavano. La recupereremo al più presto. Intanto andiamo avanti con le notizie. Il governo recupera 3 miliardi in più per il ponte sullo stretto. Protestano le opposizioni. Questi sono fondi sottratti alle altre infrastrutture. Luca Ciliberti. Grazie a una delibera d'urgenza del CIPES, il governo Meloni ha stanziato 3 miliardi in più per il ponte sullo stretto di Messina. Risorse recuperate attingendo in gran parte ai fondi di sviluppo e coesione sottratte, secondo le opposizioni, a investimenti ben più prioritari. Il costo totale dell'opera adesso sale a 14,6 miliardi di euro. L'accelerazione voluta dal ministro Matteo Salvini ha l'obiettivo di ottenere il via libera per avviare la progettazione esecutiva della maxi opera entro l'anno. Per raggiungere questo traguardo, il sottosegretario Mantovano ha convocato d'urgenza il CIPES, saltando la consueta riunione preparatoria dei tecnici. Le nuove risorse servono a sostenere un emendamento alla legge di bilancio che riscrive le coperture finanziarie del ponte, aumentando il prelievo dai fondi dello sviluppo e coesione. Già 1,6 miliardi sono stati prelevati a maggio e adesso con un emendamento alla legge di bilancio se ne vogliono prendere addirittura 6,1 miliardi di euro che sono destinati alla Sicilia per costruire scuole, ospedali, per ammodernare la rete idrica. Il prossimo passo è l'approvazione dell'emendamento firmato da Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, che autorizza una spesa di poco più di 6 miliardi di euro per l'approvazione definitiva del progetto entro il 2024. Italia Viva ha votato a favore della realizzazione del ponte, ma certamente non siamo favorevoli a questo continuo saccheggio di risorse della Sicilia. Un'opera che da sempre divide politica e opinione pubblica, ma stavolta il centrodestra sembra davvero intenzionato a spingere sull'acceleratore per l'apertura del cantiere. Torniamo al caro voli con Marco Gulà. Puntuale come ogni anno. Il mese di dicembre in Sicilia è anche sinonimo di caro voli. Sì, perché nonostante gli interventi del governo regionale, molti siciliani che vorranno tornare nell'isola in occasione delle festività natalizie dovranno pagare un conto salato, ovvero il biglietto aereo. Tutto ciò rappresenta anche un danno per il turismo. Molti possibili visitatori potrebbero cambiare itinerario per avere un prezzo più vantaggioso e preferire quindi altre mete. Una volta costavano la metà, si può dire. Oggi una famiglia non se lo può permettere perché una volta che costano il doppio, 4 persone, 3 persone, è impossibile che prendano un volo e rinunciano. E per noi è un danno enorme perché arriva un quarto delle persone degli altri anni. Questa è una delle tariffe più vantaggiose se da Milano si vorrà raggiungere Palermo prima di Natale e andare via dopo Capodanno. Un po' tanto sì. Dovrebbero abbassare secondo me i prezzi.
Molta gente addirittura rinuncia a ritornare per le feste. Sì. Già dal 15-20 di dicembre le tariffe sì, anche se il biglietto si dovesse fare 2-3 mesi prima, quel periodo è cosiddetto blindato, si deve, tranne che non si prendono voli molto scomodi, se del mattino 10 di sera, ma comunque sono sempre tariffe alte. Il governo regionale ha messo in campo alcune strategie, sconti per i residenti siciliani e anche un treno low cost in partenza dal nord verso il sud in concomitanza delle feste. Basteranno a fronteggiare quello che ormai è un problema atavico per tutti i siciliani? Palermo, scoperti 2 depositi di armi e munizioni. In un laboratorio venivano nascoste le pistole che alcune baby gang avrebbero utilizzato nella movida violenta. Tonino De Mana. Era un esperto di armi e al tempo stesso un punto di riferimento per criminali e baby gang, tanto che ogni suo movimento veniva seguito dalle forze dell'ordine. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato un 41enne che reperiva, assemblava o modificava qualunque tipo d'arma da fuoco. Le perquisizioni sono avvenute in un garage nel quartiere Villa Santa Rosalia e in una villa circondata da un grande terreno a Ciaculli, alla periferia di Palermo. Dopo aver pedinato l'uomo, le fiamme gialle sono entrate in azione sequestrando silenziatori, caricatori, 1400 proiettili e 14 pistole, alcune abilmente nascoste in un sottotetto in legno. Scoperto un vero e proprio laboratorio con banchi da lavoro, macchinari e ogni tipo di strumento necessario per modificare o assemblare armi e addirittura per incapsulare proiettili. Sul bancone c'erano ancora una pistola semiautomatica in corso di lavorazione e alcune canne di fucile. Secondo alcune testimonianze, il laboratorio era frequentato da giovani che avrebbero avuto a disposizione armi poi utilizzate nel corso di risse nei luoghi della movida e sfociate anche nel sangue. A Niscemi è arrestato un 19enne che ha accoltellato un coetaneo alla fine di una lite per inutili motivi, futili. La vittima si è presentata al pronto soccorso di Gela con ferite da arma da taglio. Le indagini e le testimonianze raccolte dai carabinieri hanno consentito di individuare l'aggressore. Siamo a Catania, Sant'Agata, segno di speranza e libertà. È il tema conduttore della festa della patrona della città, edizione 2025. Diverse le novità. L'esposizione delle reliquie il 29 dicembre, insieme a quella di Santa Lucia, un convegno internazionale, l'istituzione di un premio dell'Arcidiocesi e la presenza in città del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, testimone di pace. Adelante Barbagallo. Sant'Agata, segno di speranza e testimone di libertà. Questo è il tema della festa della patrona di Catania del prossimo febbraio. Speranza perché si può uscire da tutto ciò che degrada l'uomo. Libertà perché per uscire da tutto questo dobbiamo avere la forza e un motivo per liberarci. Attendere che qualcuno ci dia una mano, ma volerlo fortemente anche noi. Una festa che vuol coinvolgere sempre più i giovani, a cui farà da preludio il 29 dicembre l'apertura in cattedrale dell'anno giubilare, che vedrà l'arrivo a Catania da Venezia delle reliquie di Santa Lucia. In contemporanea sarà esposto anche il busto reliquiario di Sant'Agata. In circostanze diverse hanno saputo dire l'importanza della fede per la vita, una fede che non può fare compromessi con l'illegalità e con la mafia. Tante le novità della festa edizione 2025, il premio dell'Arcidiocesi che sarà consegnato a testimoni credibili di speranza e libertà, un convegno internazionale di carattere storico su Catania religiosa e civile, una mostra a Londra. Il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, celebrerà il pontificale del 5 febbraio. A salire sulla carrozza del Senato anche quest'anno non sarà il sindaco trantino, ma 3 ragazzi che avranno vinto il concorso Catania è casa. È anche l'occasione per incoraggiare i nostri giovani a partecipare alla campagna, in questo caso di comunicazione Catania è casa. Alcuni spettacoli si svolgeranno all'Anfiteatro Romano. Il concerto della sera del 3 febbraio e poi ancora concorsi, pellegrinaggi, tutti eventi che mirano a coinvolgere i giovani. Una stanza tutta per loro. A Catania nasce la casa che accoglie i padri separati in difficoltà. È la prima casa vincenziana in Italia e padre Sirica ricorda: qui potranno essere ospitati anche i loro figli. Giusy Lazzara.
I padri separati non hanno uno spazio dove poter incontrare i propri figli, se no la Villa Bellini, il McDonald's o altri luoghi stando insieme ad altre persone. In queste stanze ancora vuote ma piene di luce, i papà separati in difficoltà potranno accogliere i loro figli. A Catania nasce la prima casa vincenziana in Italia, voluta da Papa Francesco fra le 13 realtà presenti in tutto il mondo. Nell'ex monastero Pio IX, in pieno centro, al primo piano all'interno della corte, 5 le stanze, una cucina, una lavanderia e una sala da pranzo. Non mancheranno gli spazi all'aperto per far giocare i bambini. La difficoltà, la fatica di poter dialogare con i propri figli, di avere uno spazio per stare con loro, perché alcuni vivono nelle macchine, alcuni ci hanno detto che vivono in cortili di aziende, di fabbriche, così per avere uno spazio più sicuro almeno la sera. Con Abba Padre si realizza un altro tassello nel mosaico del progetto più ampio dell'Agorà della carità. Non ci sarà solo accoglienza, ma anche una possibilità lavorativa, perché dovrebbe nascere una casa per ferie per turisti, quindi dare lavoro a 8-10 persone, così come la caffetteria. La Casa Lumière per ragazze vittime di violenza, la locanda del Samaritano per i migranti italiani in difficoltà e il gruppo appartamento. Queste le realtà concrete che vanno sostenute. Nuovo sopralluogo nel carcere delle torture a Trapani. A varcare i cancelli del Cerulli sono stati questa volta i sindacati della polizia penitenziaria. Una visita ispettiva organizzata per accendere i riflettori sulle difficoltà logistiche, di organico e di gestione che affrontano gli agenti. I sindacati denunciano le limitazioni imposte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria alla possibilità di divulgare fotografie degli ambienti di lavoro, descrivendo tali restrizioni come un comportamento antisindacale che nasconde una chiara volontà di celare la realtà. Pronto comunque un dossier che sarà inviato agli organi competenti. Prevista per oggi una nuova ispezione dopo le morti sospette all'ospedale Papardo di Messina. La procura intanto sentirà la direttrice generale Francesco Triolo. Le infezioni correlate all'assistenza ogni anno in Italia sono 530.000 e riguardano l'8% dei pazienti ricoverati in ospedale. A scriverlo sulla propria pagina Facebook il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, parlando di quanto accaduto all'ospedale Papardo di Messina, dove sono 2 le sale operatorie sequestrate. Nessuna intenzione di parlare per adesso da parte dei vertici dell'azienda, anche perché nella struttura ospedaliera della zona nord di Messina è una giornata particolarmente intensa. In mattinata la seconda ispezione dei tecnici per ulteriori prelievi ed analisi nelle sale operatorie sequestrate e poi l'interrogatorio della direttrice generale con i magistrati della procura che stanno seguendo le indagini. L'unica frase lontano dai microfoni della manager Catena Di Blasi dopo un saluto ad un convegno è stata: non siamo in silenzio, stiamo lavorando e parleremo a tempo debito, perché l'azienda sta operando per riaprire, e potrebbe avvenire anche in tempi più rapidi del previsto, le 2 sale operatorie sequestrate, dimostrando per esempio che non ci sono più rischi di infezioni da alcun tipo di batterio, ma la giornata di oggi è quella che può rappresentare uno spartiacque. Per la prima volta in Sicilia, all'ISMET, l'istituto di Palermo specializzato nell'alta chirurgia, sono stati eseguiti 7 trapianti in un solo giorno. In una maratona durata 24 ore sono stati realizzati 4 trapianti di rene, 2 di fegato e 1 di polmoni. Questo traguardo storico per la sanità siciliana ha mobilitato oltre 40 professionisti dell'ISMET, fra medici, infermieri e personale sanitario. Adesso musica. Sanremo, comunicati i nomi dei 30 cantanti in gara al Festival della Canzone. A rappresentare la Sicilia, Marcella Bella, l'artista catanese che ha pubblicato da poco un album dedicato all'Etna. Eva Spampinato. Marcella Bella. Sarà Marcella Bella a rappresentare la Sicilia al prossimo Festival di Sanremo 2025. Dei 30 big in gara annunciati da Carlo Conti in diretta TV, l'unico nome siciliano è quello della cantante catanese, in quota evergreen, rappresentante della grande tradizione musicale italiana. Per Marcella Bella questa sarà la 9ª partecipazione al Festival della Canzone Italiana, dove debuttò nel 1972 con il brano Montagne Verdi.
ricordo montagne verdi e le corse di una bambina. Nel 1986 salì sul podio del festival con Senza un briciolo di testa, brano che la fece piazzare terza dietro due giganti come Eros Ramazzotti e Renzo Arbore. L'ultima partecipazione risale al 2007. Dopo 6 anni di fermo discografico, Marcella Bella è tornata da poco con Etnea, un album 10 inediti divisi in 2 segmenti, Vulcanica e Lavica. Il ritorno di una signora della musica italiana ha avuto come spinta esplosiva quella dell'Etna, vulcano che la rappresenta e chissà che non le farà fare scintille laviche anche sul palco dell'Ariston. Te lo auguriamo naturalmente. Vi ricordo che dopo il nostro TG ci sarà una nuova puntata di Faccia a Faccia. Ospiti di Roberta Lunghi saranno l'attore Ninni Bruschetta, presto in Sicilia con la riduzione teatrale di 1984 di Orwell, Cristina Scuccia, che smesso l'abito di Sor Cristina continua con successo la sua carriera di cantante, e poi ci sarà la storia dolorosa di Giovanna Zitto, madre della piccola Laura Russo uccisa dal padre. L'appuntamento con Faccia a Faccia è alle 14.30 su questa rete. Adesso ci fermiamo, fra poco ci sarà il calcio con il ritorno alla vittoria del Palermo al Barbera e le difficoltà del Catania. Vi aspettiamo, state con noi. Eccoci al calcio, vittoria scaccia crisi per il Palermo che ieri al Barbera ha piegato a 2-0 lo Spezia rosanero, che adesso vanno alla ricerca della continuità. Marco Gullà. Fine dell'incantesimo, il Palermo torna alla vittoria contro una squadra che non aveva mai perso, che aveva la migliore difesa del campionato e che era arrivata al Barbera con 12 punti in più. 2-0 allo Spezia e 3 punti vitali per la compagine rosanero, in vantaggio con Banica nel primo tempo, poi nella ripresa su colpo di testa di Ceccaroni l'autogol dei liguri. Una prestazione decisamente positiva quella offerta dagli uomini di Dionisi, sempre sul pezzo e ordinati come non mai. Una bella partita tra due squadre che sono state intense, che hanno messo le loro qualità. Noi abbiamo nel primo tempo pareggiato le loro qualità a livello di intensità, di aggressività, di seconda palla, e al tempo stesso siamo stati qualitativi e infatti ci siamo ritrovati da subito ad attaccare, da subito a creare occasioni. Siamo stati bravi a passare in vantaggio perché avevamo sprecato un po' di situazioni o comunque eravamo stati un po' imprecisi, un po' poco fortunati. E in effetti il Palermo ha creato tanto, soprattutto nel primo tempo, con il portiere dello Spezia Gori miracoloso in un paio di circostanze, prima su Ceccaroni, poi su Henry, poi la capocciata di Banica a legittimare il dominio dei siciliani. Partita importantissima, anzi molto importante. Estremamente importante, perché vincere oggi dopo la prestazione che avevamo fatto con la Sampdoria la settimana scorsa, e vincere in un modo così convincente senza subire gol con questa grinta rende il tutto più entusiasmante, per cui dobbiamo continuare così. Sono anche contento per il mio gol personale. Al Palermo adesso manca la continuità. Sabato tappa importante, rosanero alle 15 a Carrara contro la Carrarese. Cammino fino ad ora deludente per il Catania, con i rossazzurri frenati dagli infortuni e capaci di sprecare occasioni in serie. Domenica c'è un'altra chance in casa del Taranto, ultimo in classifica. Marco Carli. Il Catania delle occasioni sprecate si guarda indietro, ai punti persi con Latina, Messina e da ultimo con la Cavese, ad alcuni tempi regalati come a Foggia e soprattutto a Crotone, ma deve necessariamente guardare al futuro, come lo dice Toscano. Li ho visti incazzati perché volevano regalare questa vittoria al nostro pubblico e a loro stessi, perché sapevano che venivano da 2 partite dove avevano fatto 2 grandi prestazioni. Nel secondo tempo con la Cavese, fra il calo per mezz'ora e il forcing finale con varie chance sbagliate, restano anche gli ingressi di Sturaro e di Guglielmotti, le disponibilità di De Rose e Ierardi, con lunetta da verificare per la prossima. Non ci sarà Anastasio a Taranto squalificato, ma almeno il tecnico potrà contare su qualche alternativa in più che si allenerà per l'intera settimana
italiana. Sole 7 reti segnate in casa, il senso di qualcosa di incompiuto che va avanti dall'estate scorsa. In trasferta la vittoria manca invece da quasi 2 mesi. A Taranto, contro l'ultima in classifica battuta dalla Juventus Next Gen nell'ultimo turno, un'altra occasione, l'ennesima, da provare a non sprecare, in attesa di chiudere l'anno solare e capire cosa sarà necessario fare e cosa si potrà fare a gennaio. Successo 2-1 per il Messina a Torre del Greco nello scontro salvezza con la Turris. I giallorossi non vincevano una gara in trasferta da 9 mesi. Sergio Colosi. Il Messina si regala dopo 9 mesi una vittoria in trasferta nello scontro salvezza di Torre del Greco, nel giorno del suo compleanno con 124 anni di storia giallorossa. Contro la Turris solito approccio sbagliato prima dell'inattesa reazione. Campani in vantaggio al 6° minuto al primo vero tentativo e Cuban impegna Krapicas prima del tap-in vincente di Casarini. Il Messina, schierato con il 3-5-2 e Petrucci dall'inizio, pesca l'episodio chiave al minuto 22. Sul tiro cross di Petrungaro, Coscetta devia nella sua porta il gol del pareggio. Un aiuto non da poco per una squadra che ne ha segnati appena 4 nelle ultime 10 giornate. Sorpasso firmato da Anatriello al 26esimo con una punizione di sinistro a giro finita sotto l'incrocio dei pali con Marcone immobile. Sesta rete per il giovane bomber di proprietà del Bologna. Nella ripresa l'ingresso di Garofalo potrebbe lasciare il segno. Il centrocampista, dopo aver fallito insieme ad Anatriello 3 buone occasioni, tocca il pallone con la mano sulla punizione di Nocerino. Il rigore è una contesa a 3. La spunta è il capitano Esempio, ma Krapicas salva il risultato a 10 minuti dalla fine. Coscetta completa la sua partita disastrosa con il secondo giallo e lascia la Turris in 10, quanto basta per evitare altri guai a Krapicas, migliore in campo con Anatriello e Petrungaro. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie, buon pomeriggio.